hanno contattato alcune scuole materne di Castelfranco presentandosi ai referenti come funzionari del comune, avvisando che erano emerse delle difformità a proposito dei contributi erogati all'istituto a sostegno dell'attività e spiegando poi che sarebbe stata necessaria la restituzione di quanto ricevuto tramite bonifico bancario, minacciando eventuali provvedimenti. Una modalità che ha però insospettito i responsabili degli asili, che hanno avuto conferma dalla dirigente comunale responsabile che si trattava di una nuova truffa telefonica. Immediatamente sono stati avvisati anche gli altri enti ed è stata fatta segnalazione alle forze dell'ordine. Non esiste che il comune contatti telefonicamente i gestori e si chiedano ristoro di contributi né a questo esempio né ad altri. Viene richiesto ai cittadini, ma anche ad associazioni sportive, culturali e sociali del comune, di fare particolare attenzione a questo che è l'ennesimo raggiro telefonico che in questo periodo sta interessando i cittadini di Castelfranco. Se il comune in qualche modo dovesse avere delle rimanenze passive da recuperare, lo fa utilizzando altri strumenti.